Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo da Ross e mangiamo pollo fritto. Anche oggi siamo al Vomero, a via Gian Lorenzo Bernini. Il locale è molto piccolo, ha fuori dei posti a sedere ed è super centrale, raggiungibile veramente facilmente. E resta fino alla fine per sapere quanto ho pagato. Ragazzi, questo posto tra l'altro è stato votato nella top 3 del pollo fritto in Italia, quindi secondo me può essere qualcosa di veramente sfizioso. Questo localino sta qua da circa 3 anni e mezzo e ci hanno preparato, adesso ci spiegheranno che cosa hanno fatto. Tra l'altro io ho una repulsione, lo so, non mi odiate, ho una repulsione per le ossa del pollo. È una cosa che proprio non riesco né a toccare né a sgranocchiare, quindi vediamo che cosa ci preparano, sono molto curiosa. Il menù in realtà è molto vario. Oltre ai fritti, che sono sia fritti normali che fritti in friggitrice ad aria, hanno anche panini e anche un angolo healthy che è super interessante. In più le salse le preparano loro. Ci ho fatto un secchiello misto dove praticamente andrei a assaggiare un po' tutti i pezzi del pollo, dalla sovraccoscia al filettone di petto, e ti ho messo, dato che noi con il pollo ci facciamo praticamente tutto, ti ho messo delle patatine di pelle di pollo da assaggiare e in abbinamento ho fatto un po' di salse, sono salse nostre, maionese crispy barbecue che è base sugo di pollo e salsa barbecue, è una salsa aceto, zucchero e peperoncino. Buon appetito. Ok, grazie mille. Prego. Guarda come fila. Bellissimo. Fila un botto. Io lo assaggio. Sto tutta lurida. È buonissimo. Ed è anche leggermente piccante, tra l'altro, ma non è quel piccante fastidioso, è più, ti arriva dopo quella vena di piccantezza, però buonissimo. Molto speziato, tra l'altro, quindi dà quel plus in più, secondo me. Le spezie sono tutto. Poi super croccante, bellissima sta cosa, si sente proprio il crunchy della parte esterna, buonissimo, e dentro è morbidissimo. Secondo me questa è una nuggets, infatti lo è. Bel pollo umido, bello croccante. Io amo l'impanatura così perché è proprio spessa, è doppia, si vede, no? Ed è buonissima perché rende il tutto ancora più croccantello. Questa credo sia salsa barbecue. Le salse tra l'altro le fanno loro. Sì. Buona. Questa è buonissima. Questa è veramente buona. Provo anche questa piccante. C'è il peperoncino dentro, vediamo com'è. Se inizio a piangere è piccante assai. Però l'odore è buonissimo. È più buona della salsa barbecue. Anche se si sente il piccante, ma è buonissima questa. Cioè è molto dolce. Questa salsa crispy, tra l'altro si vede che dà proprio la densità che la fanno loro e non è quella comprata e rimessa poi nei barattoli, capito? È troppo buona. La salsa crispy credo sia una delle mie salse preferite. Spaziale questa. Chissà se le fanno anche da portare, perché io un pensierino ce lo farei. Non è uno scioglilingua, ma è una patatina di pelle di pollo. Questa la fanno praticamente solo loro, almeno così mi hanno detto. Super crunchy.
solitamente, lo so, mi state odiando tutti in questo momento, ma solitamente la pelle del pollo è qualcosa che io normalmente scarto, anche se so essere una delle cose più saporite in realtà del pollo. Però andiamola a provare, magari mi ricredo e inizio a rimangiarla. Sa un po' di affumiché, capito? Molto saporita. Questa per esempio me la farei volentieri a casa. La regia suggerisce: lo mangeresti un pacchetto di patatine fatto con la pelle del pollo? Assolutamente sì, sono buonissime, saporitissime. Questo mi ispira particolarmente. E che filetto! Bellissimo! Questo va mangiato a morsi, io lo spezzo però, vabbè. Lo intingo nella maionese che fanno loro, questa qua. Do una bella inzuppatina e poi me lo mangio. Allora, la cosa buona è che il pollo dentro è bello umido, quindi termine tecnico a Nozzangan, esatto. Questo onestamente non ho idea di cosa sia, ma è gigante. Poi guarda, ha due occhi qui. Quindi deve essere buonissimo a prescindere. E adesso lo andiamo a provare. Io credo che questo sia un filetto fritto. Spero che nel video si senta tutto questo crunch, perché cioè l'impanatura qua, guardate, è fatta veramente in maniera eccezionale, cioè è proprio spessa. Capito? È spettacolare, io adoro queste cose così. Buonissimo, molto molto buono. Ti vai a mangiare fuori il pollo fritto, che ci vai a fare? Te lo fai a casa? No, perché per me questo è 30.000 volte meglio rispetto a un pollo fritto che ti puoi fare a casa, perché a parte che c'ha 300.000 spezie, ognuno aveva un sapore specifico perché aveva delle spezie dedicate. Questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. No, io ti avevo preparato anche queste due cose da assaggiare. Che cosa sono? Sì, va questo è bene. un prototipo, questo è un gelato fritto. Questo qua invece è un pane alla banana che viene caramellato come se fosse la crema catalana, quindi zucchero di canna e cannellato con cannello con caramello salato. Che carino! Mi raccomando, ricordati di iscriverti e lasciare un bel like. Oh, fatto sciogliere troppo. Questo è buonissimo. Tra l'altro ci hanno fatto fare un test per vedere com'è. Questo ovviamente appena ti arriva lo devi mangiare, perché sennò si scioglie, ma è buonissimo. Questo c'ha l'odore proprio dei dolci che mangi. I dolci che mi faceva nonna, mi ricorda tanto proprio quell'odore, no? Questo pure è molto buono. Questa sopra va provata, che scrocchierella tutta. Buonissimo, molto buono, molto delicato, dolce al punto giusto, veramente veramente buono questo. Ecco, questo per esempio lo mangerei sia come dolce alla fine di un pasto o anche come spuntino ogni tanto, che ti dà quella cosa di dolcezza in più. Fine. Ho finito di mangiare, dirò la verità, non ho mangiato tuttissimo perché era tantissima la roba, veramente tantissima. Vorrei avere lo spazio per poter mangiare tutto, però non ce l'ho. Ho mangiato anche il dolce, quindi ho mangiato un po' di tutto, ho assaggiato un po' di tutto e sono super contenta. Spaziale.
buonissimo, le salse eccezionali ragazzi, veramente le salse sono la vita, le fanno loro, sono buonissime e per me questo è da anche 9 meno. Per me hanno fatto un menù un po' particolare perché solitamente tutte le cose che hanno in menù sono per 2 persone. Dato che io ho mangiato da sola stasera, ho domandato gentilmente di fare delle porzioni per una sola persona. In totale io ho speso per questa box piena di pollo, porzione di patatine, le varie salse, la birra, 18 euro. Onestamente per la mole di roba che ho provato credo che ci possa stare, e anche perché le porzioni sono molto abbondanti, cioè la porzione di patatine è gigantesca, non è una porzione di quelle minuscole, 2 patatine e la buttate così. E il prezzo ci sta, ma sapete perché? Magari qualcuno di voi nei commenti potrà dire il prezzo era esagerato, il prezzo era eccessivo, ma quando la qualità è buona e quello che mangi ti piace, ti soddisfa, tu 17 euro ce li spendi anche con piacere secondo me. Quindi ci sta, mi è piaciuto moltissimo, sono super contenta. Questo penso che qualcosina me la ordino pure a casa nei prossimi giorni. E poi una tips, in questo caso se vi va voi potete anche ordinare una porzione per una sola persona e dividerla in 2, perché come avete visto quello che ho mangiato è veramente tanto, quindi volendo in 2 potreste anche dividere una porzione per una persona, insomma. Voi che ne pensate? Vi è piaciuto questo posticino? Ci siete mai stati? Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, vi ricordo il posto, sono da Ross, Fried Chicken e Sauces Lab. Ricordati di iscriverti al canale e lasciare un bel like, noi ci vediamo al prossimo video.